Buonasera a tutti, bentornati nella nostra trasmissione I rami dell'olivo. Anche questa sera vi ricordiamo che trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85 in Pordenone e per la precisione dalla Chiesa Assemblee di Dio Faith Assembly of God. Bene, anche oggi passiamo del tempo con voi, desideriamo passare del tempo con voi con una lettura e una breve meditazione. La lettura di oggi è tratta da Secondo Corinzi 12, versi dal 6 al 9. A te la parola, Tiziana. Versetto 6. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E poiché io non avessi a insuperbirmi per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto della mia debolezza, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Amen. Amen. In quel periodo i grandi apostoli tra i Corinzi rivendicavano molte esperienze spirituali. Paolo, fin dal capitolo precedente, ha parlato delle sue esperienze spirituali con riluttanza. La riluttanza di Paolo è espressa nelle parole iniziali di questo capitolo, dove Paolo dice: bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Infatti, per parlare della rivelazione che aveva avuto, ne parla in terza persona. Infatti, nel versetto 2 dice: Versetto 2. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. come vediamo, non dice ho avuto io questa esperienza, ma dato che nel verso 7 che dice: Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza della rivelazione, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. egli passa alla prima persona, quindi possiamo essere certi che scrive di se stesso. Nei versetti dal 2 al 4, Versetto 2. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcuno uomo di proferire. Paolo descrive la sua incredibile esperienza spirituale e vediamo che Paolo fa il possibile per raccontare la sua esperienza senza portare gloria a se stesso. Paolo aspettò 14 anni prima di parlare di questo episodio e quando ne parlò lo fece con riluttanza. E inoltre, come dice Paolo nel verso 7, Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza della rivelazione, mi è stata data una spina nella carne,
un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Paolo ribadisce l'importanza di rimanere umili, di riconoscere che l'uomo è solo un uomo piccolo, debole e che non è in grado di fare nulla. Solo Dio è colui che fa ogni cosa. A Paolo fu data una spina. Che cos'è una spina? Una spina è qualcosa che provoca dolore, sofferenza continua, che non cessa mai. Pare che Paolo avesse una ferita di una lancia che non guariva mai e che gli provocava molto dolore. Qui Paolo parla della sua condizione di debolezza, si mostra nella sua sofferenza. Quante volte anche noi abbiamo guardato il volto di un fratello, di una sorella e abbiamo pensato: beato lui, è sempre così felice, sorridente, raggiante, sembra non avere problemi, non deve sopportare i pesi che devo sopportare io, vorrei essere lui. Ma sappiamo molto bene che un volto radioso nasconde grandi pressioni e spesso l'uomo più benedetto ha i pesi più grandi ed è la fede a sostenerli e a permettergli di continuare il cammino con gioia. Amen, amen. Veramente, Tiziana, come dici tu, è un uomo con un grande ministero che ha operato grandemente nel suo ministero. Infatti sappiamo che Paolo ha, tramite la preghiera, guarito tante persone, liberato, e veramente quest'uomo aveva una benedizione speciale. Anche qui ci viene parlata di un'esperienza, di una esperienza che lui ha avuto, che può vantare, anche se non si vanta, perché giustamente, come hai detto tu, ne parla in terza persona, può vantarsi solo lui. Ma il Signore ha permesso, Paolo capisce che il Signore ha permesso questo nella sua vita per tenerlo umile. Ecco, la prima cosa che mi ha colpito, ma del resto ne abbiamo parlato spesso qua in radio, l'umiltà. È molto importante mantenersi umili e Paolo lo sa. Nonostante l'eccellenza della sua chiamata, nonostante queste vittorie anche ricevute tramite la sua preghiera, lui capisce che ha bisogno di mantenersi umile. Ha questa spina del fianco di cui ci ha parlato Tiziana, e che gli provoca un grande dolore. Chiaramente qui vediamo il lato umano di Paolo, no? Che pur essendo un uomo di Dio, un uomo che ha camminato col Signore, un uomo che noi così dall'esterno, no, noi non lo abbiamo conosciuto, ma così nelle letture ce lo vediamo come un uomo che non ha paura di niente, che non sente dolore, che invece qua ci viene detto che Paolo ha un dolore fisico non indifferente e chiaramente umanamente soffre. Allora cosa fa Paolo? Paolo prega il Signore che gli tolga questo dolore. Vediamo proprio come il lato umano, no, qui esce di Paolo, a parte la sua debolezza, ma proprio il fatto che chiaramente vuole essere liberato, no, da questo dolore e da questa spina nel fianco, e prega ben 3 volte. Ma cosa succede? Succede che chiaramente Paolo, essendo un uomo di Dio, prega e aspetta anche la risposta di Dio. E il Signore che cosa gli risponde? Tiziana, se vogliamo rileggere il verso 9 di Sì. Secondo Corinzi. Ed egli mi ha detto:
La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Ecco, io che non ho certamente neanche lontanamente il livello di Paolo, mi sono detta povero Paolo, no? Povero... E invece Paolo ha accettato questa risposta, ha accettato questa spina perché ha capito profondamente il motivo perché lui aveva ricevuta questa spina. Qui il Signore gli risponde: la mia grazia ti basta. Ecco, la parola grazia, diciamo che ho pensato la grazia, no? Allora, ci sono diversi tipi di grazia. Noi sappiamo che la grazia è il primo significato, diciamo, della grazia è il perdono dei peccati. Accettando Gesù nella nostra vita e riconoscendolo come nostro personale Salvatore, noi abbiamo il perdono dei nostri peccati e quindi l'accesso al Signore. Ma in questi versi non si parla di questa grazia. Io direi, voglio un po' cambiare questa parola, no? Col massimo rispetto, vorrei dire la mia forza ti basta perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Ecco, questo secondo me voleva dire che Paolo era in grado di sopportare questo dolore, che non era un dolore da poco, perché come ci ha spiegato tu, Tiziana, era una cosa continua, una cosa Sì. veramente pesante, solo mettendosi, cioè solo usufruendo della grazia di Dio. E questo io, come al solito, l'ho un po' riportato a me stessa, no? Allora devo dire che stavo leggendo questi versi proprio questa settimana e a un certo punto, sapete, vi parlo, a me piace un po' anche riportarmi alla, scusatemi, ma ogni tanto vi riporto un po' alla mia vita privata. E in questo momento sto affrontando un lavoro, diciamo, nel lavoro mi viene chiesto di fare un lavoro fisico piuttosto pesante per me. E proprio in questi giorni ha riecheggiato questo verso, no? Proprio mentre ero lì, che vi dico la verità, dovevo sollevare un cartone di tanti chili e veramente ero affaticata perché era la mattina presto, ero stanca, ho pensato, la grazia di Dio mi basta perché Lui può darmi la forza anche se io sono debole. Ecco, io penso che questo era il significato che aveva capito anche Paolo, no? Cioè che noi siamo in grado di sopportare alcune cose appoggiandoci completamente a Dio. Per esempio, proprio l'altro giorno durante una riunione di preghiera c'era un fratello che mentre conversavamo, eravamo più di due, in 3-4, proprio diceva voglio pregare perché il Signore proprio mi dia la forza di sopportare certi atteggiamenti, no? Di certe persone che non mi trattano bene, che mi deridono proprio a causa della mia fede, no? E molto saggiamente c'è stata una sorella che gli ha detto tu ti devi appoggiare completamente al Signore. In quel momento, quando senti queste cose, blocca la tua mente, sigilla la tua mente, guarda in alto e vedrai che riceverai la forza per sopportare questo momento e anche per non permettere al tuo cuore di avere anche dei sentimenti non buoni, perché siamo umani, no? Cioè, quando una persona ci deride,
quando una persona ci fa del male può capitare, a me è capitato, non so a te Tiziana, Sì, non siamo molto felici. non siamo ecco. molto felici e umanamente abbiamo del risentimento, ecco, però tramite la forza che ci viene dall'alto, noi possiamo diventare capaci di superare tutto questo. Del resto mi viene da pensare anche questo, no? Quando il Signore ci ha preso, almeno parlo per me, io non ero così forte, io conosco le mie debolezze, magari tante persone mi vedono da fuori e dicono ah sì, tu sei forte, tu in questa cosa sei forte, hai questo punto forte, ma queste persone non sanno che alcuni punti, alcune cose che gli altri pensano che sia la mia forza, in passato sono state la mia debolezza. Ecco, il Signore, questo proprio, cioè la gloria di Dio, mi ha dato la forza di superare certe mie debolezze e di darmi una certa stabilità come persona. E così mi viene da pensare proprio che questa forza di Dio può essere manifestata in diverse debolezze, perché come abbiamo parlato può esserci una debolezza fisica, una debolezza psicologica e anche un po' una debolezza caratteriale, no? Abbiamo i nostri punti deboli, abbiamo le nostre difficoltà, ma se noi veramente concentriamo tutto il nostro essere guardando solo in alto e cercando di vedere solo il Signore, cioè vediamo veramente che la forza ci viene dall'alto, non dobbiamo guardare né a destra né a sinistra, ma chiedere forza dall'alto. Il Signore ci può veramente renderci stabili, renderci forti. Ecco, io penso che Paolo, quando il Signore ha detto a Paolo questa cosa e Paolo ha capito, intendesse dire proprio questo, che la debolezza di Paolo poteva essere superata tramite la sua forza, e questa è un po' l'esperienza che sto cercando nel mio piccolo, anzi nel mio piccolissimo, proprio perché qua parliamo di Paolo, non so, andiamo a nasconderci, proprio nella mia vita, no? Proprio sia fisicamente, no? Come vi dicevo, su questo problema fisico che ho sul lavoro, anche sto cercando di superare anche certi miei limiti psicologici, no? Certe paure, certe cose, perché solo il Signore ci può dare veramente la forza, solo lo Spirito Santo, appoggiandoci completamente a Lui, siamo in grado di ricevere la sua forza. E possiamo dirlo, se noi fossimo tutti forti, se Paolo fosse stato completamente forte, dove si poteva manifestare la gloria di Dio? Certamente nel risultato delle sue preghiere, però uno poteva a un certo punto, lui stesso poteva dire mi potevo insuperbire, invece no, lui stesso dichiara avevo bisogno di questa forza per vedere la grandezza e la forza del Signore, perché la mia debolezza si mostra perfetta, la sua forza, scusate ascoltatori, si mostra perfetta nella mia debolezza. E così, cari ascoltatori, io non conosco la vostra vita, io non so se conoscete il Signore, se lo conoscete vi esortiamo sempre a appoggiarvi completamente a Lui, ma questa esortazione vale anche per noi che qua siamo in radio, perché certamente quando leggiamo una parola, la parola la riceviamo prima di tutto noi. Ecco, questo io ho anche imparato facendo questa trasmissione, che è bello condividere la parola con gli altri, no? Fare proprie, però c'è proprio bisogno quando guardiamo una parola, scusate, parliamo, no, di versetti, prima viverli, no? Prima
perché il Signore parla prima di tutto con noi, e in questo momento il Signore proprio mi sta dicendo: se appoggiati di più a me, appoggiati di più a me, non cercare di fare tu, perché alla fine noi ci appoggiamo sempre alle nostre caratteristiche, al nostro essere. Invece dobbiamo darci completamente al Signore, e solo lì si può manifestare la sua forza. E tante volte Dio permette, a Anche perché volte, noi, se ci appoggiamo a noi stessi, non arriviamo da nessuna esatto, parte. esatto, Giriamo in circolo, ma non giriamo in arriviamo da circolo, nessuna non parte. facciamo niente di buono, perché alla fine comunque all'inizio potrebbe anche sembrare, no? Che facciamo qualcosa di buono, però poi le carte si scoprono, no? No? Solo se veramente ci appoggiamo alla potenza del Signore, completamente a Dio, Lui può manifestare la sua forza e la sua gloria nella nostra vita. E questo è un po' quello che abbiamo ricevuto, no, Tiziana, leggendo questi versi, che abbiamo anche oggi desiderato condividere con voi. E quindi, come al solito, no, cari ascoltatori, come vi stavo dicendo, noi qua in radio ci rivolgiamo sia a persone che conoscono già il Signore, che hanno già avuto un'esperienza con il Signore, che hanno già conosciuto Gesù, ma soprattutto il nostro desiderio è quello che qualcuno che non lo conosce si avvicini a Lui. E allora ancora stasera, caro ascoltatore, magari ti senti debole, magari ti senti fragile, magari dici no, io non valgo niente. No, non è vero che non vali niente, perché la forza del Signore si dimostrerà perfetta nella tua debolezza, perché Egli ti ama, è morto per te, e dando la tua vita al Signore, appoggiandoti interamente a Lui, vedrai la sua gloria. E a proposito di questo, anche questa sera, come sempre, sono in sovraimpressione, ma a noi ci piace anche così darli a voce i nostri numeri di riferimento. Il primo del nostro pastore, Tiziana. Sì, il numero è 3, 8, 9, 6, 8, 1, 2, 9, 2, 2, sempre per qualche consiglio spirituale, per essere indirizzati, guidati, se volete e avete il desiderio di iniziare un cammino, una conoscenza con il Signore, E l'altro numero, che è 3, 4, 0, 7, 4, 3, 5, 0, 0, 8, per le vostre richieste di preghiera, che potete lasciare a questo numero e che noi sicuramente avremo cura e premura di espletare. aspetta, di portare davanti al Signore. Ecco, sì. E come avremo cura di portare davanti al Signore le preghiere dei nostri ascoltatori, io desidero, come ultimamente facciamo quando sentiamo nel cuore, no? Perché deve essere proprio, non ci piace fare le cose così. Desidero portare davanti al Signore la mia preghiera proprio, affinché io possa veramente appoggiarmi a Lui. Qui si parla proprio della nostra debolezza, ma io voglio andare oltre, che il desiderio del mio cuore è di appoggiare, di dare completamente la mia vita a Dio, perché tante volte noi diciamo sì, io do la mia vita a Dio, però poi non è proprio così, no? Ci rendiamo conto che poi in certi momenti non è proprio così. E quindi io desidero, Tiziana, col tuo permesso, pregare. Poi non so se Certo. ti vuoi aggiungere anche tu, come vuoi, come ti senti. Padre, nel nome di Gesù, vengo davanti a te, Signore. Questa parola mi esorta, Signore, a appoggiarmi interamente a te.
in questo caso parli delle debolezze, ma io voglio andare oltre. Penso che la tua richiesta vada oltre. Penso che tu vuoi veramente che noi ci diamo completamente, che io mi do completamente a te. Ecco, Signore, vengo davanti a te nel nome di Gesù. Aiutami, Signore, ad appoggiarmi. Aiutami a non innalzare la mia carne come faccio spesso, Signore, perché io un momento sono umile, ma un momento dopo sono così orgogliosa, Signore. Perdona il mio orgoglio, perdonami, Signore. Aiutami a essere umile, perché tu sei venuto come un servo e tu sei venuto a morire per noi e noi dobbiamo imitarti, Gesù. Dobbiamo essere umili affinché tu possa manifestarti in noi. Signore, grazie per il tuo amore, grazie per questi versi che hai lasciato a Paolo, grazie anche per la risposta che hai dato a Paolo, grazie per come questo uomo di Dio ci ha lasciato un grande esempio, Signore, e grazie ancora per come anche lui ha capito la tua risposta, Signore, e aiuta anche noi ad accettare e a capire le tue risposte anche se spesso non ci piacciono. Nel nome di Gesù, amen. Sì, Signore, io ti chiedo, Padre, di poter, Signore, anch'io, Signore, essere umile, Signore, non perché io abbia qualcosa da insuperbirmi, Signore, assolutamente no, Padre. Però, Signore, delle volte, Signore, pensiamo, Signore, di essere più di quello che siamo, Signore. Penso di essere più di quello che sono, Signore. Oh, Padre, grazie, Signore, per la tua parola di oggi, Signore. Grazie, Padre, perché, Signore, mi hai fatto riflettere, Signore, sulle ferite, Signore, sulle spine, Signore, che noi abbiamo. Ognuno di noi, Signore, ha le proprie spine nel fianco, Signore. Ognuno di noi, Signore, ha le proprie debolezze, Signore. Oh, Signore, ti prego, Signore, di aiutarmi, Signore, a capire, Signore, a ricordarmi, Signore, quando, Signore, nelle mie debolezze, nei miei limiti, Signore, non li accetto molto, Signore. Mi domando, ma perché? Perché devo avere questo problema, devo avere questo limite? Perché non riesco a essere diversa, non riesco a essere più socievole, più tante cose che possono essere. Aiutami, Signore, a capire, Padre, che la soluzione, Signore, non è per quanto io mi impegno, per quanto io mi sforzo, Signore, ma la soluzione, Padre, è appoggiarmi completamente a Te, Padre, affidarmi completamente a Te, Signore, che solo Tu, Signore, puoi farmi scavalcare, superare queste montagne, queste barriere insormontabili, Signore, perché nella mia debolezza, Signore, è la tua forza, Signore. E quando, Signore, quando questi traguardi arrivano, Signore, è per tua grazia, Signore, e dammi anche la capacità di riconoscere, Signore, che è per tua grazia, Signore, per tua bontà, Padre. E se, Padre, questi risultati non arrivano, Signore, dammi la fede, la consapevolezza di Paolo, Signore, e accettare, Signore, quello che tu fai per me, Signore, perché tu mi conosci come neanche me stessa non mi conosco, e tu sai, Padre, tu sai cosa è meglio per me, e tu vuoi solo la cosa migliore per me, perché tu ami tutti i tuoi figli, Signore.
nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Anche questa sera, cari ascoltatori, il nostro tempo è terminato e quindi non ci rimane che salutarvi, augurandovi una buona settimana e niente, alla prossima puntata. Shalom! Shalom!